Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Proseguono le indagini dei carabinieri sulla sparatoria avvenuta ieri sera nei boschi di Biandronno. Sentiamo gli ultimi dettagli nel servizio realizzato dal collega Marco Raimondi. Le immagini sono di Agenzia Blitz. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Circolo di Varese l'uomo colpito ieri sera all'addome da un colpo di pistola a Biandronno. Le sue condizioni sono comunque ritenute soddisfacenti dai medici, visto che non è stato necessario alcun intervento chirurgico, ma solo un drenaggio toracico. La sparatoria è avvenuta ieri sera poco prima delle 20:30 in via Fratelli Cairoli, dove l'uomo, un trentenne di origine nordafricana, è stato colpito con una pistola di piccolo calibro. Sul posto si erano immediatamente recati i carabinieri, i vigili del fuoco, 2 ambulanze e l'elisoccorso, che però alla fine è rientrato senza trasportare il ferito, ricoverato invece all'ospedale di Circolo di Varese con l'ambulanza. La sparatoria è avvenuta in una zona al confine con Travedona, dove al margine della strada si trovano ampi tratti di vegetazione. Non è escluso che si possa essere trattato di una discussione per cause legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche se da parte degli inquirenti non è arrivata ancora alcuna conferma. Restiamo sulla cronaca, presunti maltrattamenti in un asilo nido di Vanzago. Sul caso sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. I carabinieri di Legnano hanno consegnato oggi l'ordinanza ad applicazione di misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l'interdittiva dell'esercizio della professione alla titolare di un asilo nido e a 5 sue collaboratrici. Le accuse parlano di vari maltrattamenti, tra cui giocattoli e ciabatte lanciati contro i bambini, poi grida e insulti a pochi centimetri dal volto dei piccoli. L'indagine è partita dalla segnalazione di alcune ragazze che avevano compiuto uno stage nella struttura. Accoltellamento nella notte in Ossola. Poco dopo la mezzanotte a Pallanzeno è scoppiata una lite familiare tra un padre 64enne e il figlio 28enne. Ad avere la peggio il genitore è rimasto gravemente ferito al collo da un fendente. Da una prima ricostruzione la lite sarebbe iniziata in casa del padre per futili motivi e probabilmente anche per l'eccessivo consumo di alcolici. Mentre il figlio stava poi per andarsene, il padre lo avrebbe seguito con un grosso coltello da cucina cercando di colpirlo. Ne è nata così una colluttazione conclusa appunto con il ferimento dell'uomo. E sempre la notte scorsa i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Varese in viale Ippodromo, dove un automobilista ha perso il controllo della sua utilitaria e ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'auto e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il guidatore. Il palo della luce, danneggiato e pericolante, è stato poi rimosso. E sempre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche questa mattina a Vedano Lona in via Matteotti per un incendio divampato al primo piano di una abitazione. Una mamma si trovava in casa da sola con 2 figli quando appunto è scoppiato il rogo, ma è riuscita a portare in salvo i 2 bambini. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La famiglia, 6 persone in tutto, è rimasta senza casa, ma grazie a una gara di solidarietà ha già trovato una sistemazione provvisoria e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incendio. Sono state oltre un centinaio le persone che questa mattina a Gallarate hanno partecipato al flash mob Un caffè per l'ospedale. L'obiettivo era fare il punto sul futuro dell'ospedale cittadino, ma anche dell'ospedale unico di Gallarate e Busto Arsizio. Ce ne parla Annalisa Colombo. Sono state un centinaio le persone che hanno partecipato al flash mob Un caffè per l'ospedale. L'iniziativa ha rappresentato un momento per fare il punto sul futuro dell'ospedale cittadino, ma anche sull'ospedale unico di Gallarate e Busto Arsizio. L'ospedale serve ai cittadini che non sono di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto. Noi siamo fermamente convinti che sia opportuno insistere su questa strada, perché probabilmente questa è una strada che, oltre alle persone che sono presenti oggi, è condivisa da molte altre. La gente è importante che la gente dica quello che pensa, e noi crediamo che dire quello che si pensa su un tema così delicato sia non solo importante, ma sia assolutamente doveroso. Adesso beviamo tutti quanti un caffè e non molliamo. E grazie a tutti quelli che sono venuti e anche a tutti i colleghi consiglieri comunali che sono venuti qui. Ho visto la collega Silvestrini.
E a Lonate Pozzolo questo pomeriggio si è tenuta invece la manifestazione contro l'espansione dell'area cargo di Malpensa. Sentiamo le interviste raccolte da Matteo Bertolli e Agenzia Blitz. Come Legambiente e come associazioni del territorio che sono radunate nel coordinamento Salviamo il Ticino vogliamo dire basta a questo binomio assurdo ambiente versus economia. Non è così, noi non vogliamo bloccare l'espansione di Malpensa, vogliamo bloccarla fuori dal sedimero portuale, in zona brughiera. Questo è l'obiettivo principale per cui oggi abbiamo chiamato a raccolta cittadini, associazioni, sindaci, tutti quelli che hanno a cuore gli aspetti naturali del Parco del Ticino. Sì, Claudio Sperafico appunto sono uno dei responsabili del coordinamento Salviamo il Ticino, perché c'è anche il responsabile piemontese e anche in Svizzera, quindi siamo una associazione di associazioni che va dalla Svizzera fino ad arrivare al Po. Oggi siamo qua, ci siamo occupati in passato di acqua e ci stiamo occupando ancora adesso di acqua, ma oggi ci stiamo occupando di brughiera perché è minacciata. Passiamo adesso allo sport, hockey e pallacanestro, le squadre varesine sono in campo alla ricerca di punti preziosi. I mastini, archiviati i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Italia, sono impegnati nella delicata trasferta a Pergine. La Open Job Metis invece ospita Brescia per conquistare la prima vittoria stagionale in un derby lombardo. E come sempre tutti i risultati saranno disponibili questa sera su prealpina.it. E chiudiamo con il calcio, Serie C, la Pro Patria si prepara ad affrontare domani il Renate. Sentiamo le parole dell'allenatore Jorge Vargas. Sicuramente mi sono arrabbiato un po' perché queste due sconfitte non sono state digerite bene da parte mia, perché preferisco perdere con una squadra grintosa, partite un po' tirate fino alla fine, però perdere così come ho perso con il Mantova con il Padova mi dà fastidio, quindi loro lo sanno, penso che anche loro sono infastiditi di come la squadra ha giocato e io aspetto una reazione importante da parte loro. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19, una buona serata.